No, non ci sono tematiche di ritardo perché, ripeto, il concetto dei 180 giorni è riferito alla durata dello stato di emergenza. Non esiste giuridicamente un termine entro il quale bisogna produrre questa tipologia di documenti. Nessun ritardo dunque per la Regione Veneto nel presentare le richieste dello stato d'emergenza. Lo conferma Tonnellato dopo una telefonata col prefetto Gabrielli per gli ultimi articoli in cui si parlava di ritardi. Tonnellato infatti ha spiegato che secondo le norme vigenti lo stato di emergenza è determinato dalla presenza di diversi elementi che consentono di caratterizzare l'evento. Con 35 eventi da maggio a novembre del 2014 vuol dire che settimanalmente, in una forma o nell'altra, siamo stati sollecitati da tematiche di questo tipo. Siamo sotto assedio, questo sì lo possiamo dire. Il Veneto ha voluto aspettare di completare il dossier che sarà recapitato a giorni in modo da comprendere tutte le criticità, refrontolo compreso, anche se il presidente Zaia a febbraio aveva già inviato una richiesta per il singolo evento in modo che il governo potesse procedere ugualmente vista la drammaticità. Il vero problema è quello che sia la perdita umana sulla quale non ci sono calcoli connessi a stati di emergenza. La cosa travalica questi concetti. Quando poi noi dobbiamo, da tecnici, calcolare gli effetti economici, fare dei ragionamenti sulle leggi vigenti, sui protocolli vigenti, dobbiamo attenerci a questi protocolli. La richiesta è di 177 milioni in 163 comuni.